Grazie a voi, buona giornata a tutti. Io non vi porterò via molto tempo perché credo che gli interventi di questa lunga mattina e della giornata di ieri in realtà abbiano già disegnato in maniera importante il contesto in cui la Regione Friuli Venezia Giulia cerca di muoversi. Sono d'accordo con Cappellino, nemmeno la politica ha tutte le risposte, però credo abbia il dovere di fotografare quello che è il cambiamento della società e, per quanto mi riguarda, credo di indirizzarlo rispetto a tutta una serie di esigenze che si stanno manifestando. La cosa che diciamo sempre è che quando si parla di innovazione digitale, verde, tecnologica, economica, in realtà tutto questo avviene ed è il motivo per il quale, e ve l'abbiamo già detto ieri, noi abbiamo iniziato questo percorso con le società benefit, è che la prima ricaduta che a noi interessa è quella che avviene direttamente sulle persone e direttamente sulle comunità. E sono, credo, queste le due parole strategiche in un momento in cui il mondo cambia a questa velocità, e sapere che gli strumenti cambiano, le conoscenze cambiano, i bisogni cambiano, credo sia la parte più bella di chi può fare politica e immaginare di scrivere un disegno di legge che ora non vi presenterò ovviamente nella sua totalità. Lo approverà, mi auguro, il Consiglio regionale già entro il mese di ottobre, per cui da gennaio sarà legge attiva e propulsiva per quanto riguarda questa regione. Ho sentito negli interventi che mi hanno preceduta, ho sentito l'altro tema che poi è quello su cui abbiamo fatto il saluto di questa quarta edizione delle società benefit, per le quali, ripeto, ma non è un ringraziamento a parte, è qualcosa di sostanzioso e sostanziale. Ringrazio in primis l'Agenzia regionale Lavoro, Sviluppo e Impresa e tutti i partner che all'interno del tavolo e in queste giornate hanno aiutato a costruire questi momenti di riflessione. Noi abbiamo come primo punto bisogno di creare nuovi strumenti. Il secondo punto è che di questi strumenti dobbiamo garantire la conoscenza, perché molto probabilmente molti degli strumenti che ora esistono, ed è stato detto anche questo prima, sono stati rappresentati all'interno della società, però poi per mancanza di decreti, di regolamenti, di percorsi attuativi, di legislazione non hanno trovato piena realizzazione. E ci siamo dati, il Presidente della Regione Fedriga ci ha dato come obiettivo di mandato quello di andare a rafforzare e a crescere lo stato sociale di chi vive e lavora in Friuli Venezia Giulia. Già questo credo ci siano delle novità. Che cosa significa in realtà accrescere lo stato sociale? È un dato importante. E chi vive e lavora in Friuli Venezia Giulia, vive e studia, lavora in Friuli Venezia Giulia, è un altro aspetto che riguarda sicuramente la capacità di attrarre nuovi cittadini. Il dato demografico è uno degli aspetti col quali inevitabilmente dobbiamo fare i conti, sia di mantenere e garantire la permanenza di chi in questa regione si forma. Anche su questo da qualche decennio ormai sentiamo i lamenti costanti di chi racconta di quanto ognuno di noi per la sua piccola parte contribuisce alla crescita e al rafforzamento del capitale umano, ossia delle singole persone, e quanto con facilità questo capitale umano scelga altri stati e altre regioni d'Europa, d'Italia,
per esprimere tutto il suo potenziale. La Regione Friuli Venezia Giulia parte in questo anche da questa valutazione, ossia il fatto che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 anni abbiamo perso 10.000 talenti della nostra regione che hanno scelto di andare a vivere in altre regioni europee o del mondo. Non tutti ovviamente per scelta e per volontà di aumentare le proprie competenze, molto spesso per mancanza di opportunità al loro livello all'interno del nostro territorio e inevitabilmente andando ad impoverire quello che è il bene comune di ognuno di noi, ossia la nostra comunità. L'altro tema è quello di decidere quali sono le strategie, le azioni e rendere strutturale tutto il sistema di stato sociale che si realizza all'interno del nostro territorio. Stato sociale è una parola che si è utilizzata molto nel corso del Novecento, è qualche cosa che in molti casi si è riferita alle ideologie che hanno contraddistinto il Novecento e l'Ottocento, ma in realtà, come avviene per le società benefit, altro non è che la dimostrazione che imprese o pubblico e privato non sono due cose distinte all'interno della nostra società, ma devono essere due cose complementari. Per molti anni, alla fine di tutti i percorsi ideologici che hanno contraddistinto il nostro sistema politico, economico e sociale, abbiamo pensato che semplicemente utilizzando il tema innovazione o facendoci condurre dalla tecnica, noi riuscivamo a dare risposte a quella che era la società che si evolveva. In realtà, con il passare del tempo e non solo con la crisi del 2008, quando appunto sono crollate le borse, non solo con la crisi del Covid, ma anche in altre occasioni, ci siamo resi conto che o lo Stato sociale si costruisce dalla partecipazione complessiva alla costruzione della comunità, da un lato da parte del pubblico, dall'altra da parte del privato, che devono essere complementari, oppure tutte le parole che forse nel corso degli anni abbiamo utilizzato come bandiere e come racconti, in realtà non hanno la possibilità di realizzarsi. Ieri pomeriggio sono andata alla presentazione di un convegno sul mondo del lavoro organizzato dai consulenti del lavoro e, anche se vi sembrerà sia poco attinente al disegno di legge e ai temi che avete affrontato in questi giorni, in realtà se ci pensate bene l'attinenza c'è. Vi faccio un esempio. Per moltissimi anni abbiamo lavorato e stiamo lavorando tuttora tutti quanti sul tema della conciliazione, stiamo lavorando sul tema dei servizi. Molte regioni sono rimaste indietro rispetto a questi temi, altre sono andate avanti in maniera cosciente di quello che è il valore del lavoro femminile e questo è il dato importante. La parola conciliazione ha riempito ognuno dei nostri temi e dei nostri concetti e di tutte le occasioni in cui abbiamo discusso del lavoro femminile. Salvo poi scoprire salvo poi mettere a fuoco che da un lato le imprese, dall'altro il pubblico lavorano per la conciliazione, salvo che c'è un dato che ogni volta che lo leggo io mi arrabbio. Per le donne, e ci riferiamo quindi anche a tutta la partita demografica, a tutto il tema delle migrazioni, immigrazioni ed emigrazioni sul nostro territorio. Per una donna in Italia la cura di un figlio, e magari il lavoro delle donne si limitasse alla cura di un figlio, vale 4 mesi previdenziali non contributivi, ma come si dice la parola, non me la ricordo, quelli figurativi.
E questo è l'attenzione al lavoro delle donne che è stato dato nel nostro Paese nel corso di questi anni. In Francia vale 2 anni contributivi, in Germania vale 3 anni contributivi. Nei paesi del nord, che sono quelli da cui abbiamo preso spunto, ovviamente nel corso degli anni, sul tema della conciliazione e sulla garanzia dei servizi, ogni figlio vale, ai fini contributivi e previdenziali di una donna, 6 anni. Questo significa che in questi anni e in tutto questo periodo, a proposito di Stato sociale, forse si è modificata l'attenzione nei confronti delle donne, immaginando quello che è il tema del profitto e quindi rispondendo solo ed esclusivamente al tema del profitto e al tema della necessità della garanzia delle imprese, senza in realtà andare a pensare che tutto il tema della conciliazione non è una bandiera da bando, una tantum su cui intervenire, ma è un intervento da garantire nella sua continuità e da integrare con le altre politiche. Il tema dell'integrazione è quello che noi abbiamo cercato di mettere all'interno di questo disegno di legge. Il pubblico non fa tutto in questa regione rispetto al tema demografico, conciliazione, lavoro dei giovani e lavoro delle donne. Credo abbia fatto molto nel corso di questi anni. Abbiamo molte aziende che sicuramente hanno iniziato ad avere una visione complementare. Le società benefit sono, a mio avviso, il più grande di questi esempi, ma ce ne sono altre. Hanno bisogno di integrare quelle che sono le loro politiche non più al contributo benzina o alla mensa, e parliamo del lavoro, ma alla costruzione di un sistema che garantisca l'accesso, la certezza e la garanzia all'interno del mondo del lavoro. In questa legge, credo che sia la prima in Italia, parliamo di innovazione sociale. È un concetto declinato che ha una sua definizione puntuale all'interno di molti dei documenti nazionali, ma soprattutto internazionali, ai quali noi ci rifacciamo. In realtà innovazione sociale significa andare a pensare in maniera completamente diversa il rapporto tra le imprese, il pubblico e le persone nella comunità all'interno della quale si inseriscono. Che cosa vogliamo fare? E sarò velocissima perché ho già superato tutto il mio tempo. Noi vogliamo mantenere e garantire delle condizioni di qualità della vita. La risposta evidentemente sono i servizi. Garantire il potere d'acquisto, e anche questo, da un lato la risposta sono i servizi, dall'altra è un intervento che da parte della pubblica amministrazione può solo essere indiretto sui salari, ossia trasformare quelli che per molti anni sono stati dei bonus estemporanei in una garanzia nella crescita e nel percorso dei singoli e delle famiglie sul nostro territorio. Il terzo compito che ci diamo è quello di attrarre inevitabilmente nuovi investimenti, che però attrarre nuovi investimenti significa essere capaci di attrarre nuove persone e garantirne il corretto e puntuale inserimento all'interno della nostra società. E questo per rispondere, in questo caso sì, a due dei grandi problemi che attanagliano la nostra società, che sono il potere d'acquisto, i salari italiani che sono gli unici in Europa ad avere un meno davanti rispetto a 30 anni fa, e questo è un dato importante, e a riuscire a mettere un più davanti al tema della produttività, che è un'altra delle situazioni, queste ripeto dal punto di vista economico, che pesano sulla capacità italiana di essere al passo con molte altre parti del mondo. E per fare questo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attrarre competenze e quindi continuare a investire sul capitale umano, aumentare la produzione,
dare risposte anche abitative a chi sceglie di venire a vivere, a lavorare e a studiare in Friuli Venezia Giulia, scegliendo ovviamente di restarci, investire sull'innovazione, che ripeto per noi comunque rimane condotta da imprese e da persone ed è un dato di fatto, e contribuire con innovazioni e interventi della pubblica amministrazione all'organizzazione del lavoro. C'è un altro tema contenuto all'interno di questo disegno di legge sull'innovazione sociale, ma è una delle cure che anche l'Unione Europea, oltre che il governo italiano, stanno puntualmente indicando. Molto spesso mancano le modalità con le quali realizzare tutto questo e noi abbiamo cercato di inserirle all'interno della norma, che è il fatto che quando parliamo di immigrazione, e non parlo necessariamente di paesi extra UE, noi dobbiamo lavorare su percorsi di immigrazione regolare e soprattutto su percorsi di inserimento all'interno del nostro tessuto sociale. Finisco e ovviamente mi auguro che molti di voi abbiano voglia di leggerlo, soprattutto per quella che è la rete di comunità che andiamo a immaginare e sicuramente avrà bisogno di correzioni e integrazioni che molti di voi possono darci. Permettete di finire dicendo: in questo momento il Friuli Venezia Giulia, ma direi tutta l'Europa, stanno vivendo molte crisi. Stanno vivendo la crisi demografica, l'ho detto prima, la crisi dello Stato sociale, la crisi del potere d'acquisto, la crisi della fuga dei cervelli, la crisi dello spopolamento delle aree interne, che non significa altro che ovviamente la corsa è alla concentrazione nei grandi centri, ma è la conseguenza di un percorso che ci portiamo dietro dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio. Noi siamo convinti che la transizione demografica sia il tassello fondamentale alla base di tutte le altre transizioni e su questa intendiamo lavorare, senza tralasciare ovviamente tutti gli altri percorsi di transizione. Le politiche familiari su cui abbiamo investito in questi anni sono assolutamente necessarie, ma non sono, e lo stiamo vedendo in maniera puntuale, l'unico aspetto fondamentale sul quale intervenire. Abbiamo bisogno che ognuno, esattamente come hanno fatto, e le ringrazio ancora una volta, le società benefit, sia cosciente che nel suo, in qualsiasi momento, ognuno di noi è responsabile di se stesso, ma è responsabile della comunità nella quale è inserito. E su questa logica e su queste azioni mi auguro che ovviamente abbia un parere favorevole, trasversale, questo disegno di legge, che dall'istruzione alla formazione, all'università, al sistema della ricerca, al rapporto con le imprese, alle risposte e alle costruzioni di reti territoriali, sta cercando di immaginare una regione diversa e nuova. Mi scuso, spero di non essere stata noiosa dopo gli interventi di prima e grazie ancora a tutti, perché io do molto valore a queste giornate che l'Agenzia costruisce e a tutti gli eventi collaterali. Buon pranzo a tutti.